Amici di Street News, eccoci qui al Dubai Village stasera 15 dicembre per l'Happy Christmas VIP, una manifestazione organizzata da Palazzi in cui parteciperanno tanti VIP. Ecco a voi il servizio. Amici di Street News, buonasera, siamo qui con Fabio Palazzi, organizzatore della serata Happy Christmas VIP. Caro Fabio, come mai la scelta di questa location? Dubai Village non poteva esserci scelta migliore, perché oggi sempre più la celerità, la velocità, tutte le difficoltà che noi abbiamo per poter correre dietro al tempo ci devono assolutamente indicare un posto dove si trova tutto. Dubai Village è una realtà fantastica, eccelsa, servizi, camere, ristorazione, ottimo personale, estetica, solarium, spa, piscina, c'è di tutto di più. Per chi fa il mio lavoro e organizza eventi è difficile ad oggi poter trovare una struttura così completa, altamente qualificata, che mi possa permettere in un Bartebaleno di tirare su un evento così importante. Questa è stata per noi una grande sorpresa, perché non ci aspettavamo una risposta così importante. Vogliamo dare un saluto ai lettori di Street News? Cari lettori, vi auguriamo un buon Natale, sperando che ogni nostro piccolo passo possa rappresentare per voi una piccola luce per i vostri desideri. Grazie ancora, buon Natale e tanto amore. Fabio Palazzi. Devo dire la verità, preferisco più essere corteggiata. Ovviamente l'uomo deve essere il calciatore. L'uomo deve far capire all'inizio, deve fare lui passi avanti, poi io mi lascio andare un po', sì. I miei obiettivi sono sicuramente, io sono anche una studentessa, quindi studio e l'anno prossimo devo laurearmi in scienze politiche. Poi sono una sportiva, come tutti sapete, in primis, e quindi sicuramente l'anno prossimo cercherò di fare bene gli europei, quindi mi allenerò come sempre e quando capita poi farò anche qualche lavoro come faccio sempre sui social. Grazie, accoglienza pazzesca, posto stupendo, grazie a Fabio Palazzo per aver organizzato questa serata meravigliosa e soprattutto per averci chiamato, per avermi invitato. Sono molto felice e molto onorata. Un augurio a tutti quanti per il 2019, quindi vi auguro di trovare felicità, amore e salute, mi raccomando, perché senza la salute non si va da nessuna parte, e qualche sorpresa per voi e qualche gioia anche per me. Immaginati, io vengo da un paesino piccolissimo di 1000 abitanti e poi ritrovarsi in un attimo in una città dove comunque il lavoro va bene, un lavoro strano, neanche tanto difficile, per poi volare New York, Los Angeles, Londra, per me è stato comunque un impatto forte, ma mi sono sempre divertito e comunque ho sempre cercato di restare me stesso in tutto per tutto, quindi meno male. E sta andando tutto molto bene, appena uscito sono arrivate delle bellissime proposte, sia musicali che cinematografiche, ma per scaramanzia non posso dire niente, io sono molto scaramantico, quindi dai, speriamo e incrociamo le dita. Ciao ragazzi, volevo dare un saluto ai ragazzi di Street News. Ciao ragazzi, voglio bene e buon Natale!